professionale. Non accenna ad esaurirsi l'eccezionale ondata di calore con temperature ben al di sopra della media. Le previsioni non sono rassicuranti. Venerdì Venezia sarà tra le città più calde d'Italia. Stop all'autonomia arrivato ieri dal vertice di Palazzo Chigi da parte dei 5 Stelle. La delusione di Zaia, si sa che a loro non piace, ma dicano allora qual è il loro progetto di autonomia. Estorsioni in Croazia e Veneto orientale a danno di imprenditori con l'utilizzo del metodo mafioso. La DIA e la Guardia di Finanza di Trieste arrestano un ex pugile, aveva il ruolo di picchiatore. Furto nella notte all'osteria Flip di Mestre, i ladri sono entrati dalle finestre della cucina e hanno fatto razzia di computer e tablet alla vigilia dell'inaugurazione della pizzeria. Polemica a Venezia dopo che nella seduta della Commissione Cultura sulla crisi dell'area del mercato di Rialto non è stato concesso ai cittadini di intervenire. Segnalazioni di degrado in alcune zone di Mestre, in particolare in via Carducci nel parco del Piraghetto, dove sarebbero riapparsi bivacchi di sbandati e senza tetto. Nel quartier generale del Venezia Calcio sono certi, il Palermo non ha presentato i documenti necessari per l'iscrizione in Serie B, al loro posto gli arancio-nero-verdi. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Lo avete sentito dai titoli, in primo piano l'eccezionale ondata di caldo che dura ormai da giorni con umidità e temperature ampiamente sopra la media e le previsioni per i prossimi giorni non sono rassicuranti. Venerdì, ad esempio, Venezia sarà tra le città più calde d'Italia. Un caldo da disagio fisico intenso, l'efficace descrizione del centro meteorologico di Teolo dell'ARPAV, oltre ad una constatazione indiscutibile e purtroppo anche una previsione. L'anticiclone subtropicale africano che sta soffocando il veneziano dà tutta l'impressione di volersi fermare ancora un altro po'. Soprattutto venerdì Venezia sarà tra le città più calde d'Italia, raggiungendo il cosiddetto bollino rosso, le giornate nelle quali il Ministero della Salute consiglia di evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18, fascia oraria in cui suggerisce anche di non svolgere attività fisica intensa all'aria aperta. La lunga presenza dell'anticiclone ha fatto calare un po' su tutta la nostra penisola una campana di vetro invisibile, ma che di fatto blocca le masse d'aria nei bassi strati dell'atmosfera prossimi al suolo, e soprattutto questo in pianura padana, quindi una massa d'aria che con il passare dei giorni si carica sempre più di calore, quindi diventa sempre più calda e soprattutto di umidità. E i risultati purtroppo sono quelli che stiamo vivendo, temperature ben al di sopra dei valori medi, 8, 9, anche 10 gradi al di sopra. La Protezione Civile di Venezia ricorda che è attivo il piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore attuato dal Comune, settore Protezione Civile e servizi alla persona e alla famiglia, in collaborazione con l'azienda Ulstre Serenissima. Per un cambiamento, e lì sarà pericoloso, dovremo aspettare a metà della prossima settimana, quando si infiltrerà qualcosa di instabile e potrebbero esserci dei temporali. Per quanto riguarda le temperature, il massimo si attende per domani, dopodomani, quando i valori raggiungeranno anche i 38 gradi e forse qualcosa di più. Poi dovrebbe calare lentamente e portarsi su valori più normali. Ricordo pure che poi andiamo incontro al periodo più caldo dell'estate. L'autonomia adesso con lo stop arrivato questa notte dal vertice a Palazzo Chigi, stop da parte del Movimento 5 Stelle, la delusione del governatore Zaia che dice si sa che ai 5 Stelle non piace, ma ci dicano qual è il loro progetto di autonomia. L'ennesimo stop al percorso per l'autonomia arriva a tarda notte dal vertice tesissimo a Palazzo Chigi tra Lega e 5 Stelle. Ai pentastellati non convince il testo presentato, tutto rimandato ad un nuovo incontro la prossima settimana. La bozza, nonostante le dichiarazioni della vigilia del vice premier Salvini, non arriva dunque in Consiglio dei Ministri convocato per oggi una nuova doccia fredda. Che ai 5 Stelle non piace l'autonomia ormai lo hanno capito tutti.
che sia slittata l'ennesima riunione, lo hanno capito tutti, direi nulla di nuovo sotto il sole, la verità è un'altra, che nessuno ha mai capito qual è il progetto di autonomia dei 5 Stelle. Se avessimo almeno un progetto di autonomia dei 5 Stelle potremmo confrontarlo con i nostri cittadini, riuscirebbero a dire meglio uno o l'altro. Siamo quelli che hanno aperto questo nuovo corso, i veneti vogliono l'autonomia, continua Zaia. L'autonomia se non la fa questo governo la farà qualcun altro nella storia di questo paese. Io spero che lo faccia questo governo perché ci sono tutti i presupposti per firmare. Non si può andare avanti così, lo si dica che non si vuole trasferire l'autonomia, meglio essere onesti. Va giù duro il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Se il tentativo è quello di portare a una riforma che sia una non riforma, io lo dico subito, non la sottoscriverò mai, per cui è inutile che cerchino di portarci in quella direzione. O è sì una riforma seria e utile per il Paese, oppure è meglio che dicano no. Pretendo, ma sottolineo il termine pretendo, arrogantemente che mi si dia una risposta. Credo che nessuno degli altri governatori sia disposto a prendere uno schiaffone di questo genere senza muovere ciglio. Intanto il vice premier pentastellato Di Maio cerca di stemperare le polemiche con un post su Facebook. L'autonomia la chiedono i cittadini di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ed è giusto che si faccia. Sarà un'autonomia equilibrata, fatta bene, che gioverà veramente a regioni e comuni. Il movimento lavora così per tutto il paese, scrive Di Maio, che aggiunge: non ho motivo di dubitare che sapremo trovare insieme la migliore soluzione, ma alcune posizioni più estreme mi preoccupano. Intanto il mondo imprenditoriale del Veneto assiste con attenzione e apprensione all'evolversi del dibattito sull'autonomia. Secondo il presidente regionale di Unioncamere, Pozza, è ora che il mondo imprenditoriale veneto eserciti la sua pressione sulla politica. Dall'ultimo vertice di Palazzo Chigi arriva l'ennesimo slittamento dell'autonomia. La tensione politica è alta. Gli imprenditori, le associazioni di categoria del Veneto assistono con una certa perplessità ad un dibattito che vive di continui rinvii. Io mi auguro che non sia un'autonomia all'acqua di rose, perché non ce ne faremo niente assolutamente. Abbiamo bisogno di un'autonomia vera e propria, ma non perché vogliamo staccarci dall'Italia, ma perché è stato evidenziato più volte e i numeri non ci danno ragione che una buona gestione, ovviamente, come è qui nei nostri territori, ha delle probabilità per essere ancora migliore, avendo delle competenze, delle deleghe e delle risorse. È evidente che è dimostrato che ci sono dei territori che sanno governare meglio di altri o in maniera diversa, ed è evidente che i territori che hanno dimostrato capacità di governo devono essere premiati, permettendo loro di avere maggior potere decisionale nelle scelte che interessano il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa, ma anche i cittadini stessi. Questo è il concetto. Secondo il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, una presa di posizione forte a favore dell'autonomia deve arrivare anche dal tessuto produttivo regionale. Il mondo dell'economia, il mondo degli operatori deve sostenere, direi a 360 gradi, l'azione che il governatore sta portando avanti. Ci deve essere una pressione non solo della politica, ma di tutto il contesto. L'autonomia deve essere anche quella di dire su alcune materie il Veneto ha necessità di regole da decidere nel Veneto per le esigenze del Veneto rispetto ad altre regole che può decidere un altro territorio compatibilmente con le proprie esigenze. La cronaca: estorsioni in Croazia e Veneto orientale a danno di imprenditori anche italiani con l'utilizzo del metodo mafioso. La DIA e la Guardia di Finanza di Trieste arrestano un ex pugile, aveva il ruolo di picchiatore. Estorsioni a danno di imprenditori professionisti, alcuni dei quali italiani, eseguite in Croazia ma pianificate in Italia. Il tutto nel ruolo di picchiatore, forte del fisico corpulento, al fine di intimidire le vittime designate dal gruppo criminale di cui si vantava di appartenere, munito anche di delega a passare alle vie di fatto, se necessario. Ovidiu Bali, 44enne rumeno con un passato da pugile professionista, che lo ha visto anche sul ring in occasione delle Olimpiadi di Atlanta del 96, pregiudicato e recentemente occupato come buttafuori,
è stato raggiunto da una misura di custodia cautelare in carcere eseguita a Roma dalla Direzione Investigativa Antimafia di Trieste e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste della Guardia di Finanza. La carcerazione di Bali segue quelle disposte a dicembre dell'anno scorso nell'ambito della medesima indagine che ha portato altre 7 persone alla detenzione. Controllato più volte con personaggi apicali della famiglia Spada di Ostia, Bali è stato identificato dagli investigatori che hanno poi mostrato le sue foto in visione alle vittime, venendo riconosciuto da ben 6 persone. Il boxer ha avuto l'incarico di convincere, se così possiamo dire, di fatto anche con il ricorso alla violenza, le vittime a rinunciare agli ingenti crediti da essi vantati nei confronti di Fabio Gaiatto, il trader accusato di aver organizzato la truffa milionaria della Venice Investment Group, inducendole anche a cedere a quest'ultimo beni mobili e immobili senza alcun corrispettivo, nonché a fare consistenti prestiti che poi avrebbero dovuto confluire sul conto di società del faccendiere di Portogruaro. Il metodo mafioso messo in atto era diretto a favorire gli interessi del clan camorristico dei Casalesi, come accertato dagli investigatori coordinati dal procuratore della Repubblica di Trieste Carlo Mastelloni e dal sostituto procuratore Massimo De Bortoli. Scandagliando gli ambienti della criminalità organizzata di stampo camorristico, era emerso che Gaiatto, attualmente in carcere, vestiti i panni abusivi di intermediario finanziario, aveva investito quasi 12 milioni di euro appartenenti però a gruppi criminali contigui ai casalesi, con la complicità e lo strumentale utilizzo di diverse società con sedi in Croazia, Slovenia e Gran Bretagna. Continuiamo con la cronaca con una notizia che leggiamo da Venezia Today. Lite in una pizzeria da sport, una persona accoltellata, è successo questa mattina verso le 13:30 all'interno di una pizzeria da sport in piazza Milano a Jesolo, sfociata poi in un accoltellamento. Ad avere la peggio un uomo di origini egiziane è rimasto ferito alla spalla ma non in maniera grave. Il diverbio, secondo i carabinieri, sarebbe scaturito per questioni legate all'affitto di un immobile. La lite era appunto iniziata all'interno del locale, poi è continuata in strada di fronte ai turisti che stavano rientrando dalla spiaggia per il pranzo. Furto nella notte all'osteria Plip di Mestre. I ladri sono entrati dalle finestre della cucina e hanno fatto razzia di computer e tablet. Hanno forzato una finestra della cucina, sono entrati mettendo tutto a soqquadro e sono fuggiti con computer portatili e tablet che erano appena stati acquistati per gestire gli ordini della pizzeria, la cui inaugurazione è andata in scena poche ore dopo il colpo. Brutta sorpresa per i gestori dell'osteria Plip di via San Donà a Mestre, che alla mattina hanno scoperto la visita dei ladri. Sono entrati dalla finestra della nostra cucina, hanno spinto, dato uno spintone, penso per cui si sono rotte i piatti che erano posizionati sotto, queste cose qua. Sono entrati da lì e sono arrivati al banco. I malviventi sono entrati in azione durante la notte, dirigendosi direttamente verso il bancone del locale e la cassa. Sono entrati qua nell'area questa del bar, che adesso è anche un po' così in corso di cambiamento, perché questa sera apriamo la nuova pizzeria. E per cui insomma sono riusciti a entrare, hanno preso le tecnologie sostanzialmente, per cui computer, iPad, telefono eccetera. Più che il danno, la rabbia dei titolari che chiedono più controlli, qualche passaggio in più durante la notte da parte delle forze dell'ordine. Se fosse possibile mettere in atto un sistema di maggior sicurezza, questo certo sarebbe assolutamente il benvenuto, perché problemi di microcriminalità appunto sono microcriminalità, però comunque incidono comunque nella vita di tutti i giorni. Per noi che siamo un'azienda in questo contesto magari non eccessivamente, per un privato insomma può essere diverso. Le indagini sono in corso utilizzando anche le immagini delle telecamere della zona. I titolari pensano all'inaugurazione della pizzeria e riescono anche ad affrontare l'episodio con un po' di ironia. È più una questione organizzativa, appunto questa sera apriamo la pizzeria, avevamo gli iPod per fare le comande e adesso il trasferimento dalla parte sopra della pizzeria, che nel ballatoio al sotto dove c'è la cassa, sarà un po' problematico, quindi torneremo alle cannucce, non lo so.
La Guardia di Finanza di Chioggia ha intercettato più di 1 tonnellata di granchi blu e gamberi commercializzati illegalmente. I crostacei, molto ricercati ed apprezzati soprattutto nei ristoranti etnici, erano stipati in un furgone con targa greca fermato sulla Romea. Oltre all'assenza della documentazione di tracciabilità, sono state contestate criticità igienico-sanitarie, cassette sporche aperte, odore di ammoniaca e bancali posizionati sulla merce. La merce è stata sequestrata e sarà distrutta a spese del trasgressore. Polemiche dopo che nella seduta della Commissione Cultura sulla crisi dell'area di Rialto non è stato concesso ai cittadini di intervenire. Un avviso pubblico internazionale per salvare il mercato di Rialto. Lo promuoverà il Comune in un piano che prevede poi il vaglio dell'amministrazione e quindi dei cittadini per arrivare infine all'uscita di un bando ufficiale in collaborazione con la Fondazione Musei. Intanto una delibera d'indirizzo per trovare idee per la pescheria Rialto è stata presentata con la firma di consiglieri di maggioranza e opposizione, ma alla seduta della Commissione Cultura, dove sono stati discussi questi temi, c'erano anche e soprattutto residenti e commercianti, cui però non è stato concesso di intervenire. Se c'è qualcuno che può parlare di Rialto siamo noi, coloro che la vivono giorno per giorno da decenni. E rimanere così, diciamo, con un palmo di naso, ascoltare le esternazioni di persone che sono ben poco addentrate dentro la problematica, ci ha fatto un po' male, ecco, diciamo così, soprattutto considerando che se non veniva dal popolo, da noi lavoratori di Rialto, tirare la giacca così alle istituzioni per far vedere il degrado che vive il cuore della città, nessuno si sarebbe mai preoccupato. La desertificazione di Rialto è inevitabilmente legata alla trasformazione che da anni subisce Venezia. Se al posto delle case continuano ad aprire alberghi, ostelli e bed and breakfast e al posto degli abitanti ci sono turisti, non può stupire che i banchi di ortofrutta si siano ridotti da 45 a 18 o che nell'ex mercato della Serenissima siano sopravvissuti appena 9 banchi di pesce, né che di una ventina di orafi ne siano rimasti un paio e che nell'area si vendano souvenir o comunque merce di basso livello. Probabilmente non si può salvare Rialto senza un piano strategico per salvare Venezia, ed è una cosa che possono fare solo i veneziani. Io non posso chiedere aiuto a un finanziere inglese oppure a un architetto, che ne so, del Kansas per risolvere i problemi di Rialto. Bisogna che risolvere le problematiche con coloro che conoscono i vari meccanismi. Dopo i finanziatori possono venire da tutto il mondo, per l'amor di Dio, ma dopo pensare che qualcuno dall'altra parte del mondo ci possa risolvere i problemi che solo noi viviamo giorno dopo giorno, la vedo un azzardo che serve solo a perdere tempo. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Segnalazioni di degrado in alcune zone di Mestre, in particolare in via Carducci e al parco del Piraghetto. Sentiamo che cosa è successo. Via Carducci e Parco del Piraghetto a Mestre sembrano essere di nuovo zone preferite dai senza fissa dimora, che trascorrono lì la notte tra cartoni e bivacchi sotto gli occhi dei mestrini o delle famiglie che frequentano il parco giochi. Un allarme lanciato dai residenti, che si sono accorti che alla sera queste zone si trasformano in rifugio per sbandati, un fenomeno che si era visto in passato e che ora si teme possa riproporsi. In passato sì, ho visto che nei giochi dei bambini dei cartoni che sicuramente la sera dormono dentro. La questione della sicurezza ormai è diventato uno dei motivi principali anche della politica, no? Sia a livello locale che a livello nazionale. Però poi si parla, ma di fatto i risultati non ci sono. Quanto alla soluzione e ai rimedi non ci sono dubbi, sono i controlli e le presenze delle forze dell'ordine a dare sicurezza a chi frequenta questi luoghi. E più controlli sicuramente. Ogni tanto magari la polizia municipale girare. Perché è un bel parco questo? E più che altro, no? Perché è l'unico parco in centro di Mestre, tutto trascurato. Più controlli e basta. E anche sanzioni adeguate. Quindi l'unica richiesta che arriva dai cittadini è quella di aumentare la presenza della polizia municipale o di rendere più frequenti i passaggi delle auto di servizio per ottenere un duplice risultato: controllare e identificare chi bivacca qui e combattere il degrado dando una maggiore sensazione di sicurezza ai residenti.
Siamo allo sport perché nel quartier generale del Venezia Calcio sono certi, il Palermo non ha presentato i documenti necessari per l'iscrizione in Serie B entro il 24 giugno e quindi ora verranno esclusi dal campionato con la conseguente ammissione del Venezia. Nuovo colpo di scena, l'annuncio arriva direttamente dal presidente del Venezia Calcio, Gio Tacopina. La società da ora lavora alla riammissione al campionato di Serie B. Oggi, come non mai, mi sento sicuro che il mio club l'anno prossimo militerà nella serie cadetta. Ma da dove viene tutta questa sicurezza del presidente? Ci dà non la certezza matematica, perché ci deve essere un percorso di valutazione, ma per le informazioni che abbiamo acquisito e soprattutto per le dichiarazioni che sono state fatte direttamente dal Palermo, ci sentiamo tranquilli di essere la prima squadra che verrà riammessa al campionato di B. D'altronde il Palermo ha dichiarato di non aver presentato la fideiussione, che questa fideiussione non è mai esistita e le norme su questo, come ha dichiarato anche il presidente Gravina oggi, sono stringenti e non lasciano spazio a nessun tipo di interpretazione o di deroga. Dalla partita contro Carpi è caduto di tutto: tensioni, capovolgimenti di fronte continui, play out sì, play out no, sentenze, emozioni. Oggi i segnali che arrivano da Palermo sono tutti a favore di un Venezia in Serie B. Anche se in un modo non, chiamiamolo così, non dipendente direttamente da noi, ma per un adempimento loro, però sia finalmente emersa una situazione che sicuramente ci avvantaggia, ma forse ripristina anche un po' di equità. Sul piano amministrativo la società si sta già muovendo come se la Serie B fosse certa: adempimenti, documentazione, fideiussione come richiesto da questa categoria. E oggi ovviamente in considerazione dell'informazione che abbiamo non possiamo che pensare alla Serie B. Stiamo già facendo tutta la documentazione integrativa necessaria da depositare per il 5 di luglio e poi dal punto di vista sportivo cominciamo a ragionare in quest'ottica. Sul piano sportivo nessun tentennamento, inutile prendere tempo e attendere l'ufficialità. Il mercato non aspetta, il Venezia ha le idee chiare su come muoversi. E qui dovrà essere bravo il direttore sportivo, comunque individuare dei giocatori che nella prima fase siano positivi sia per un campionato importante di Lega Pro che per un campionato di Serie B, ma ripeto, nel dubbio mi sentirei molto più spinto a creare la squadra per fare la Serie B. Si è svolto sabato all'ospedale di Chioggia il concerto musicale in onore della Madonna della Navicella per dare qualche ora di sollievo alle persone malate. Il distretto di Chioggia dell'Ustre ha organizzato anche quest'anno, col contributo di enti e associazioni del territorio, un concerto di musica sinfonica in onore della Madonna della Navicella, per ricordare l'apparizione della Beata Vergine Maria nel Lido di Chioggia, avvenuta il 24 giugno 1508. Abbiamo voluto con questo concerto ricordare la Madonna della Navicella, a cui è intitolato il nostro ospedale. È il terzo anno che organizziamo questo evento, proprio per aprire ancora di più l'ospedale alla città, far sentire la città partecipe delle cure sanitarie e far partecipe appunto dell'attività del proprio ospedale. Uno dei nostri obiettivi è quello di saper accogliere le persone, saper ascoltarle, e questo è un modo per dire alla gente: ci siamo. La Madonna apparve a un ortolano di nome Baldassarre Zalon, invocando il pentimento dei chioggiotti per la loro vita dissoluta e scomparendo poi su una piccola imbarcazione, ecco perché della Navicella. Il concerto è stato eseguito da una ventina di musicisti del Conservatorio di Adria, tra cantanti e strumentisti. Qua ci sono delle persone che stanno male magari, e io cantando Ave Maria ho cercato un po' di pregare anche per loro. La cosa che mi piace di più di suonare il violino è fondamentalmente riprovare un sacco di volte gli stessi passaggi. Quando riprovi un sacco di volte entri veramente nel brano e cominci a comprendere l'idea chiave che il compositore ha utilizzato per comporre un determinato brano. È veramente emozionante, perché riesci a comprendere la mente di qualcun altro che ormai non c'è più. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata.
Bentrovati al meteo. Alta pressione africana persistente e in ulteriore rinforzo. Quella in corso è un'ondata calda di portata davvero storica. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di giovedì 27 giugno. Sul Veneto avremo tanto sole e tanto caldo su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Non si esclude qualche veloce acquazzone pomeridiano sui monti bellunesi. Temperature minime comprese tra 19 e 26 gradi, massime caldissime, oscillanti tra i 34 e i 38 gradi, ma con punte addirittura di 39 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà pressoché simile, con ampio soleggiamento dappertutto, ma con un clima davvero infuocato. Le temperature minime infatti saranno comprese tra 23 e 27 gradi, le massime oscilleranno tra i 34 e i 38 gradi. Non andrà meglio sul Trentino Alto Adige, dove avremo comunque condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo per qualche isolato piovasco al pomeriggio sui confini alpini. Anche in questo caso il clima sarà rovente, con temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime che arriveranno a toccare anche i 39-40 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.